Si è giocata la seconda giornata di ritorno nel campionato juniores, prima vittoria all'Esteneto per l'Olympic Agras dei ragazzi allenati da Francesco Nobile che superano l'Empedoclina per 2-1 grazie alle reti di Antonio Coniglio nel primo tempo, il pareggio del Granata nel secondo tempo con Matteo Marnalo e il gol della vittoria di Gabriele Trupia. I risultati delle altre gare che si sono disputate: Gattopardo Libertas era Calmuto 2-0, Pro Favara Casteltermini 2-2, Canegattì Camarat 3-0. Ha riposato il Canegattì. La classifica vede al comando la FC Gattopardo con 28 punti, segue Canegattì a 24 punti, Licata 19, Camarat 12, Libertas era Calmuto 11, Empedoclini e Casteltermini con 10 punti. Chiudono le Olympic Agras e Pro Favara a 7 punti. Il prossimo turno vede Casteltermini Canegattì, Camarat Olympic Agras, Libertas era Calmuto Pro Favara, Licata Gattopardo riposa l'Empedoclina. Sì, è stata una gara difficile, abbiamo rotto questo tabù che non avevamo vinto all'Esteneto e oggi ci siamo riusciti. Speriamo che questa sia una delle prime partite che vinceremo, però il nostro obiettivo era fare giocare i ragazzi. Siamo partiti in ritardo, ora bene o male ci stiamo organizzando meglio e speriamo di fare più risultati dell'andata.